Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il pentito di mafia Gaspare Spatuzza, di 59 anni, 26 dei quali trascorsi tra carcere e domiciliari, ha ottenuto la liberazione condizionale. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che da 2 settimane non ha più i vincoli della detenzione domiciliare a cui era sottoposto dal 2014. Per 5 anni dovrà osservare alcune prescrizioni, come non frequentare abitualmente pregiudicati o non uscire dalla provincia in cui abita senza autorizzazione. Spatuzza è stato arrestato nel 1997 e condannato all'ergastolo per le stragi dopo 11 anni di carcere. Ha deciso di parlare con i magistrati. Le sue dichiarazioni sono servite peraltro a mandare a processo per le stragi di Capaci e Via D'Amelio anche Matteo Messina Denaro, procedimento, lo ricordiamo, ancora in corso davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. È stata dichiarata irrevocabile la confisca di beni a carico di Tommaso Lopresti, palermitano di 48 anni, il cui patrimonio riconducibile a Cosa Nostra è adesso diventato definitivamente di proprietà dello Stato. L'attività di indagine svolta dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo aveva già portato nel luglio del 2017 all'emissione da parte della sezione di misure di prevenzione del Tribunale di Palermo del provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 500.000 euro a carico dello stesso Lopresti. Nelle scorse ore si è verificato un incidente sul lavoro a Siracusa. Nello specifico, un operaio che stava lavorando nella cittadella dello sport è precipitato da 5 metri di altezza. L'uomo si stava occupando dei lavori al soffitto di una struttura. La caduta sembra si sia verificata a causa del cornicione che si sarebbe sgretolato sotto i suoi piedi. L'uomo è stato soccorso ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sembrerebbero essere gravi. Chiudiamo con l'avvertenza Pubblici Servizi di Catania. Ieri un incontro tra le sigle sindacali e il commissario straordinario di Catania che ha rassicurato i rappresentanti dei lavoratori sulla volontà dell'ente di procedere con l'istituzione dell'azienda speciale che dovrà gestire i servizi sino ad ora svolti dalla Pubblici Servizi, che si trova in liquidazione giudiziale. Il commissario ha evidenziato che il percorso istitutivo della nuova azienda richiederà del tempo e non sarà completato entro il 31 marzo, data che segna la fine dell'esercizio provvisorio e l'inizio dei licenziamenti del personale. A tal proposito è stata chiesta un'ulteriore proroga e le sigle sindacali si dicono ottimiste sull'accoglimento da parte del Tribunale. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14.